E allora, eccoci tornati in studio, ultima parte di TV7 Match che, come si diceva prima della pubblicità, Ermanno, dedichiamo nuovamente a Venezia per occuparci di questo, come dire, questo ultimatum, questo allarme che lancia l'UNESCO. No, se l'UNESCO è preoccupata vuol dire che i veneziani devono essere molto più preoccupati e soprattutto è uno stimolo per risolvere il problema di Venezia. Allora, che poi sia stato tutto accumulato sulla questione Mose, il problema di Venezia è una riduzione di quello che è la visione dell'ambiente veneziano e della laguna e di Venezia, e soprattutto come oggi anche gli stessi veneziani considerano la loro città. Bisogna rivedere Venezia da un altro punto di vista e abbiamo degli ospiti con noi che ci aiuteranno a farlo. Certo. Li presento subito per i telespettatori che sono a casa. Abbiamo con noi in studio l'architetto Giovanni Leone. Buonasera architetto Leone, grazie di essere qua, presidente dell'associazione Dorso Duro Venezia. Buonasera a Michele Boato. Buonasera Boato, lei è direttore dell'Istituto Veneto Alex Langer, grazie anche a lei per la sua presenza. Abbiamo in collegamento la dottoressa Lidia Fersocco. Buonasera dottoressa. Buonasera. Buonasera, vicepresidente di Italia Nostra Venezia. In studio abbiamo invece la professoressa Maria Rosa Vittadini. Per fortuna presidente di nulla. È stata presidente della commissione di valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente, no? Sì, ecco, certo. E saluto anche l'ingegner Vincenzo Di Tella. Buonasera. Buonasera, ingegner Di Tella, esperto di opere marine. Allora, insieme a voi questa sera cercheremo un po' di capire e di fare il punto di una situazione che abbiamo denunciato più volte, Ermanno, qua in questi studi sulla situazione di Venezia. Credo che stasera parliamo di immobilismo della politica che dà delle indicazioni ma in realtà non risolve nulla. Le cose bisogna farle e poi parlarne eventualmente. Quantomeno i veneti sono fatti così. Non a caso il buon Giulio Cesare le sue armate le veniva a fare in Veneto, perché i veneti erano capaci a fare tutto e avevano una capacità, una fantasia e una manualità unica, e gli costarono appunto, purtroppo li usò male, però divennero cittadini romani. Quando Cesare tornò a Roma impose al Senato che i veneti diventassero cittadini romani e fu uno dei tanti disastri che fece. Ma a parte questo, quello che è importante è capire effettivamente cosa vogliamo fare di Venezia in futuro. Non possiamo considerare Venezia soltanto un museo a cielo aperto. Bisogna creare un futuro di Venezia e a farlo possono essere solo i veneziani che si mettono insieme e che vogliono ripopolare Venezia, perché altrimenti Venezia è morta. E certo. Allora partiamo con il primo contributo. Certo. Parliamo di quello che è avvenuto in questi giorni e dunque di questo rapporto dell'UNESCO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che appunto denuncia la grave situazione di pericolo di Venezia. Sentiamo. C'era una volta Venezia, una città patrimonio dell'umanità. Dopo anni di onorata presenza tra i siti patrimonio dell'UNESCO, tra i quali figura dal 1987, la città della Serenissima rischia di perdere il riconoscimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dalle grandi navi in bacino San Marco al Mose, passando per la riconversione di Porto Marghera, i mega depositi di GPL e lo spopolamento di Venezia. In un dossier l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha lanciato un
ultimatum: o si risolvono i problemi che affliggono Venezia o la città verrà inserita nella lista nera dei luoghi patrimonio dell'umanità in pericolo. Era già accaduto nel 2015, ma in questi anni non è stato fatto nulla e le chiacchiere dei nostri politici non sono bastate. Ecco che arriva così uno schiaffo morale alle istituzioni italiane, dal governo alla regione al comune di Venezia, quelle attuali e quelle passate, bollate per incapacità. E del resto cosa è stato fatto per Venezia in questi anni? Nulla, tanti annunci e pochi fatti concreti. Le grandi navi continuano a transitare in laguna per raggiungere la marittima con enormi problemi ambientali e rischi di incidenti. Di soluzioni alternative se ne parla da anni senza prendere decisioni, dai terminal offshore alle soluzioni di transizione a Marghera. Il turismo selvaggio affolla le calli della città, violentando un equilibrio delicato che richiederebbe, come sollecita l'UNESCO, soluzioni sostenibili e compatibili con la vita dei residenti, per non parlare dell'acqua alta e del Mose. I lavori sono fermi e l'opera, che da anni è al 95% del suo completamento, ancora non funziona veramente e presenta problemi di materiali e di corrosione che ne mettono in serio dubbio la futura funzionalità. Sono 16 i punti contestati dall'UNESCO. Alle problematiche più conosciute si aggiungono Porto Marghera e le sue fabbriche inquinanti, che l'UNESCO invita a smantellare per creare un sito industriale riconvertito in chiave sostenibile. L'UNESCO chiede altre soluzioni anche per gli impianti di stoccaggio del GPL, quello di Chioggia e quelli che potrebbero sorgere a Marghera, e poi una politica di sviluppo urbano che aiuti la residenzialità nel centro storico, oggi con sempre meno residenti, che sta portando lentamente alla scomparsa di cittadini veneziani veri. I problemi di Venezia sono tanti, ma serve un progetto che li affronti tutti nel loro complesso. Le soluzioni tampone messe in campo fino ad oggi non sono più accettabili, nemmeno per l'UNESCO. A luglio Venezia ospiterà il G20, proprio mentre in Cina si terrà la sessione annuale dell'organo dell'ONU che deciderà per Venezia. Si attendono segnali da Roma e dalle istituzioni venete, ma la figuraccia mondiale è ormai dietro l'angolo. E allora, ecco qua, allora, una politica, come dire, bollata di incapacità. Peggio, perché non solo dicono che non hanno portato a termine nessuno dei progetti che avevano annunciato, ma che i progetti che hanno messo in atto sono sbagliati, dal deposito di GPL, ma si cita addirittura la torre appena progettata a Mestre. Quindi stanno dicendo che non solo non avete fatto le cose che vi eravate impegnate a fare, ma ne avete fatto delle altre che confermano un percorso, un orientamento dannoso per la città, per la laguna e per gli abitanti. Certo. Certo. Allora, ecco, Michele Boato, c'è questa particolarità, perché il dossier UNESCO si occupa, oltre che delle principali, di quelle più note, quelle di cui si parla di più, quindi le grandi navi e il Mose, ma parla anche, come dire, dello sviluppo urbano, appunto, a Marghera, alle torri. Sì, i depositi che si sono riusciti a fermare a Chioggia stanno arrivando a Marghera. Non solo, Maleni ne vuole fare degli altri ancora nella sua zona, perché ha 2 grandi contenitori da 25.000 metri cubi che quindi vuole utilizzare per altri ancora depositi di materiali, e questa è la pericolosità. Ieri il presidente della Confindustria ci dicono quali sono queste cose pericolose, insomma, gliel'hanno anche dette, ma lui non ha capito bene. Noi abbiamo una incapacità attualmente, ma anche in passato, nella giunta e nella maggioranza che dirige questa città, di avere una visione. Anche per la terraferma, solo 20 anni fa è bastata una persona, un repubblicano, prosindaco di Mestre, si chiamava Zorzetto, che aveva una visione per cominciare a dire: rifacciamo il bosco di Mestre, facciamo il parco di San Giuliano, dove invece c'era una discarica della Veritas, ci aiutava noi ambientalisti a pedonalizzare
il centro della città, Piazza Ferretto. Una volta è venuto persino in bicicletta con noi a bloccare il traffico lì, e poi si è defilato all'ultimo. Cioè è bastata una persona per capire quanto c'è di vuoto in questo momento nella classe politica che ci dirige. Non è un negativo quello che dico io dico guardiamo un esempio, andiamo avanti, e invece gli esempi li rovesciano. Hanno fatto una torre al centro in via Torino, orrenda, ci hanno messo la pubblicità come fossimo a New York nella piazza della pubblicità. Abbiamo scapolato un'altra torre pazzesca che voleva praticamente distruggere mezza Marghera, perché questo è quello che sarebbe successo con la Lumière, e adesso però ne fanno una ancora più grande, 2 torri parallele a Marghera, vicino, dietro all'ennesimo centro commerciale che si chiama la Nave de Vero, là dietro. 80 o 100 addirittura metri. Twin Tower. L'idea di questa classe dirigente, il suo sindaco, è: facciamo Manhattan. Ma siamo a Venezia, facciamo Manhattan. Già chi abita a Manhattan, mio figlio abita a Manhattan, ci vive malissimo. Certo. Ci vive malissimo, perché tu hai 2 punti di verdi in un angolo e solo il parco, il Central Park, e basta, certo. Il resto è orrenda come città. Certo, è bella la fotografia, vedi la grattacielo eccetera, ma Manhattan da noi, ma che idea di città hai? Questo è quello che mi cadono le braccia, e questo sta succedendo in questi giorni. Certo. Lidia Fersocco, dottoressa Fersocco, voi come Italia Nostra sono anni che, come dire, sollecitate un inserimento di Venezia nella lista nera dell'UNESCO. Sì, direi che tutto è partito da noi, perché nel 2011 abbiamo mandato 2 lettere, poi ne abbiamo mandate altre, poi dei report anche molto lunghi, per sollecitare questa decisione, perché noi abbiamo ritenuto, e credo che qui tutti i presenti non possono che convenire, che Venezia non è sufficientemente tutelata, anzi non lo è proprio per niente. Quindi è venuta hanno preso in carico questo problema, hanno mandato una prima missione con 3 tecnici nel 2015, che si è espressa con un report molto molto interessante, che diceva delle cose giustissime su Venezia. Poi ne hanno mandato un'altra missione nel 2020, poi c'è stata l'epidemia, quindi è stato bloccato tutto. Ora siamo venuti alla rederazione, cioè praticamente basta. L'UNESCO ha detto basta. Abbiamo preso la decisione, questa è una bozza che dovrà essere approvata nella prossima sessione dell'UNESCO plenaria di luglio, ma la bozza, di solito le bozze proposte delle decisioni non vengono mai cancellate, vengono approvate dalla parte politica, diciamo, dell'UNESCO. La parte tecnica la propone, la parte politica, cioè tutti gli stati, la sottoscrive. Quindi sarebbe uno scandalo di proporzioni pazzeschi per la stessa UNESCO se venisse cancellata questa proposta. La proposta cosa dice? Mettiamo Venezia e la sua laguna, perché il sito è Venezia e la sua laguna, nella danger list. Quello che noi abbiamo sempre sperato di fare, perché per tutelarla meglio, perché Venezia non è tutelata, né Venezia né la laguna. E l'UNESCO dice questo. Io sono rimasta molto perplessa quando alcuni esponenti della giunta dicono ma in fin dei conti è colpa dello Stato che non ha provveduto alle navi. Ma non è solo questione di navi, intanto non è solo questione di navi crocieristiche, ma loro dicono, pongono il problema, e l'hanno sempre posto, anche delle navi container e commerciali. Tutte le navi incompatibili con la laguna devono andare fuori, e loro non dicono neanche su un terminal, forse sì, forse no, bisogna studiarlo, ma loro dicono che sarebbe meglio che siano reindirizzati in altri porti, tipo Trieste. Quindi cosa vuol dire? Certo che si perde il lavoro, ma non se si seguono altre proposte tipo la nostra, cioè una riconfigurazione della marittima per una portualità compatibile con Venezia. Non si perderebbero i posti di lavoro. Avremmo potuto studiare questa proposta da anni e invece non è stata fatta.
E poi l'UNESCO dice la cosa più importante e una parte fondamentale della città sono gli abitanti, e gli abitanti non possono essere espulsi, quindi basta alberghi con nessuna eccezione, e anzi bisogna riconvertire le alberghi, bed and breakfast eccetera alla residenzialità. Come fare? Beh, ci sono degli incentivi anche, per esempio probabilmente col il Recovery Fund eccetera, che si potrebbero adottare. Insomma, bisognerebbe fare, per andare incontro a tutto quello che ci suggerisce l'UNESCO, un rovesciamento completamente della situazione di Venezia e il modo di intervenire a Venezia. Finora tutto quello che è stato fatto contro Venezia per l'UNESCO e anche per noi. Ecco, professoressa Scusa, Vittadini, una cosa solo. prego. È di oggi l'altra variante che la giunta comunale vuole portare in consiglio per fare l'ennesimo albergo a fianco all'aeroporto, al posto di un pezzo di verde di Benettazzo. È l'ennesima, adesso, proprio oggi. Ecco, però, professoressa Vittadini, se diciamo, l'UNESCO approva, diciamo, il provvedimento per Venezia, Venezia e le sue istituzioni saranno chiamate a presentare un progetto complessivo. La decisione dell'UNESCO dice molte cose a questo riguardo. Dice che bisognerebbe che il fatto di essere sito UNESCO avesse una sua, diciamo, consistenza istituzionale, che vuol dire che le cose che si fanno a Venezia dovrebbero essere valutate, come c'è la valutazione di impatto ambientale, c'è la valutazione di impatto su il cultural heritage, che vuol dire evitare questa cosa che giustissimamente diceva adesso Lidia, di rispondere a giuste sollecitazioni con risposte demenziali e sbagliate. Perché se vi ricordate il rapporto UNESCO del 2015 era il tempo di no grandi navi al passaggio davanti a San Marco e al canale della Giudecca. Allora no grandi navi voleva dire il canale Contorta. Era una risposta il canale Contorta, era un ulteriore scavo. Uno scavo assolutamente dal punto di vista ambientale devastante, sbagliato, con un effetto sia sulla morfologia lagunare, sia sul turismo, sia sulla struttura di gestione del turismo, esattamente il contrario di quello che le sollecitazioni UNESCO ci davano. Secondo me il rapporto dell'UNESCO è molto, prima ci chiedeva la visione. Già il fatto di tenere insieme questi elementi è una visione, perché governare le grandi navi e governare lo spopolamento di Venezia non sono due cose diverse, sono due cose che hanno parentele, misure, strategie comuni che devono essere progettate, devono essere messe in campo, e io purtroppo sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'amministrazione ai livelli locali, l'amministrazione ai livelli un po' più su, diciamo regionali, e l'amministrazione a livello centrale non sono stati in grado. Allora noi italiani cosa diciamo? Allora, meno male che adesso c'è Draghi, però forse qualcosa di più potremmo pretendere. Allora io credo che se discutiamo dei problemi singoli di Venezia, ce ne sono una quantità enorme, ma non sono problemi uno slegato all'altro, sono un unico problema che si può dipanare attraverso i singoli procedimenti. L'aver costruito il Mose in quella maniera ha creato un ostacolo e non una soluzione. Il vecchio progetto di Leonardo da Vinci è quello di fare due porte. Apro una porta, passa il natante, la barca, la nave, chiudo, sollevo, immetto dell'acqua o la tolgo,
quindi abbasso o alzo il livello e lo porto al livello del mare, e dopodiché esce. È di una semplicità unica. Bastava fare una entrata adeguata sulle bocche di porto e il problema sarebbe stato superato, perché anche col mare, con l'acqua alta, avremmo risolto tutto. Non solo, il Mose non risolve il problema di San Marco, per 1/3 di Venezia il problema non si risolve. Abbiamo speso 6 miliardi perché un presidente del Consiglio improvvisamente ha detto facciamo il Mose e strada facendo lo progetteremo. No, ed è stato la rovina di Venezia, perché quello ce lo terremo per sempre e costerà più toglierlo che non a farlo. Allora, io dico, ingegnere Di Tella, ci vuole un progetto globale e poi spacchettato nei vari procedimenti, cioè il progetto per salvare Venezia è questo, dopodiché ci sono delle priorità, si comincia di qua e si finisce dall'altra parte, e dove trovare i fondi. E io credo, e ho visto ancora quando c'è stata la grande tempesta del 66, che solo allora si sono raccolti circa 5 miliardi di lire italiane, gente spontaneamente che mandava al Corriere della Sera, credo che abbia raccolto a quell'epoca 1 miliardo. Allora la volontà di tutti, perché è un problema mondiale, c'è, ma c'è l'incapacità dei politici a riuscire a arrivare a una soluzione dopo aver pesato bene il problema. Ingegnere. Beh, ne avevamo già parlato di questo qui, proprio in questa sede, no? Dove si parlava di fare un progetto per Venezia. E i nostri politici, la nostra organizzazione non ci riesce. Non ci riesce. Quindi adesso l'UNESCO, è l'UNESCO che ci dice cosa dobbiamo fare. Quindi l'UNESCO sta facendo quello che avremmo dovuto fare noi. Con le sue indicazioni sta mettendo proprio il dito nelle piaghe, in tutte le piaghe di cui abbiamo discusso tante volte anche in questa trasmissione. No? Quindi, ma anche quest'ultima cosa del concorso di idee, no, per tirare fuori le navi dalla laguna. È una roba, intanto come idea, è un'idea giusta, perché voglio dire, non è che posso andare io a dire voglio fare questo, un altro, ci vuole una visione di quella che deve essere la portualità a Venezia, dopodiché sulla base di quei dati di specifica, eccetera, si fa un concorso di idee e si vede chi vince. Quindi questa cosa in linea di principio è una cosa giusta, però cosa succede? Che si vuole portare le navi fuori dalla laguna, però nel frattempo si spendono 60 milioni di euro milioni, sì, per far entrare per le navi a Marghera, in maniera provvisoria. Ma vi sembra una cosa logica? Io la trovo di un'assurdità unica, non trovo parole per giudicare una decisione del genere. Qui siamo alla follia, io non posso fare un bando per fare una cosa, no? E poi dico in maniera provvisoria facciamolo a posto, e finiamo dentro e spendo 60 milioni di euro. Buttiamo i soldi per un paio di anni, 60 milioni, poi non servirà a niente. Sì, ma ci rendiamo conto di questo? Per un paio di anni è un'affermazione molto ottimistica. Certo. No, secondo i politici dice aspettiamo un paio, 2 o 3 anni, perché nel frattempo risolviamo i problemi dall'altra parte, no? Bene, in questo caso, se è vero che sono 2 o 3 anni, la mia proposta è un'altra. Fermiamoci. Stringiamo la cinghia altri 2 o 3 anni. Però fra 2 o 3 anni aprite un porto offshore sulle porte fuori dalla laguna, e se non riuscite le navi vanno fuori senza se e senza ma. Invece quella di spendere una somma così importante per un'opera che non è che non serve a niente, è un'opera, un'infrastruttura in terreni che poi resteranno di privati. Per cui non stiamo anche regalando dei soldi, perché stiamo attrezzando un'area che non è un'area pubblica. Peggio. Quindi stiamo spendendo dei soldi che resteranno, delle attrezzature che resteranno anche a vantaggio dei privati. C'è un problema di marginamento. Io farei un passo indietro. Torniamo a mettere al centro la laguna. La laguna. Laguna perché?
Laguna è un ambito che riguarda dalle montagne al mare. Le montagne producono la sabbia, la ghiaia, l'acqua dolce, quindi i sedimenti che poi vengono portati all'interno della laguna, il mare, la marea, i cambiamenti climatici influenzano la laguna. Quindi ripartiamo dalle esigenze della laguna, che sono certamente anche economiche, ma poi ambientali, del lavoro, del paesaggio, di tutta un'organizzazione coerente con quello che è questo straordinario habitat. Habitat non è soltanto ambiente, è convergenza, sinergia di uomo e natura. Ripartiamo da qui. Allora, sgomberiamo il campo sulle contestazioni, cioè è chiaro, sono stati fatti errori, quando più, quando meno, da decenni sono stati fatti errori perché non siamo stati in grado di elaborare una visione coerente per la città. Ripartiamo da questo. Allora, punto per punto, grandi navi? Io da veneziano dico, ho aspettato 8 anni, ora mi darete addosso tutti, ma stringo la cinghia, me ne tengo altri 2 anni in Canale della Giudecca, ma tra 2 anni vanno fuori del tutto dappertutto. Cioè io voglio un cronoprogramma reale di risultati funzionali che in 2 anni ci garantisce di liberare la laguna dalla portualità che, come diceva giustamente Lidia Fersuoc, è commerciale, sono le petroliere, sono le navi da crociera, perché qui stiamo facendo un errore che è quello che fa il governo e che fa il sindaco. Le navi danno fastidio a chi? Ai turisti, quindi le nascondiamo la polvere sotto il tappeto e le portiamo a Marghera. Il problema non è estetico, qui il problema è etico. Allora smettiamola e riportiamo al centro la laguna e i veri problemi di Venezia, che sono quelli della costruzione di una visione coerente, di un orientamento che riesca a conciliare sviluppo e tutela. L'articolo 9 della Costituzione è bellissimo, perché parla di tutela del paesaggio, e il paesaggio non è un panorama, paesaggio è il territorio abitato dalle attività umane, dal lavoro, e contemporaneamente del progresso e dello sviluppo della scienza e della tecnica. Quindi ritorniamo al dettato costituzionale, ripartiamo da quanto di buono c'è nelle fondamenta della Repubblica Italiana. Certo. Potrei allora dire qualcosa contro Giovanni? Come? Prego. Potrei dire qualcosa contro Giovanni. Questa idea, tiriamo la cinghia per 2 anni, è una follia totale, perché per progettare una cosa che sia fattibile vuol dire fisicamente, tecnicamente, ambientalmente, economicamente fattibile, 2 anni sono più o meno l'inizio del progetto, non certo la realizzazione. E se il mio sindaco mi viene a dire che lo farà tra 2 anni, o il mio presidente del consiglio mi viene a dire che lo farà tra 2 anni, io sono autorizzata a scoppiare in una grande risata e nel dire che questa è una cosa impossibile, fuori dalle buone prassi, e che quindi siamo stufi di essere presi in giro. Allora no, non può essere così. Soltanto per fare il concorso di idee ci mettiamo 1 anno, figurati per farlo vincere, per approfondire la comparazione tra i progetti, per fare le valutazioni di impatto, per fare le valutazioni economiche. Non si fa, non c'è la possibilità dei due. Ma aggiungo una cosa, cioè, noi abbiamo, no, questo famoso MOSE al 95%. Da quanti anni al 95%? Da quanti anni al 95% ve lo ricordo? Io non me lo ricordo più. Ecco, se posso dire una cosa sul MOSE, io non sono presidente di niente, ma ero presidente della commissione VIA ai tempi del MOSE, ai tempi in cui il MOSE è stato bocciato dalla commissione VIA. E dopo c'è stato fatto lo stesso, perché la presidenza del Consiglio quella volta disse vabbè, certo è stato valutato negativo dal punto di vista della sostenibilità, ma intanto cominciamo a farlo, ma intanto vedremo, come giustamente ha detto lei, lo progettiamo facendo. Allora c'è un problema grossissimo. Io ricordo perfettamente
le riunioni al comitatone. Nelle riunioni al comitatone arrivavano, prima del comitatone, alcuni, non dico metri quadri, ma quasi, metri cubi, ma quasi, di documentazione su che cosa aveva fatto il Consorzio Venezia Nuova in vista della rendicontazione al comitatone. Elenchi di spesa, questo, siamo stati molto bravi perché abbiamo speso molto. Questo era il metodo di giudizio. L'affermazione. Che quella spesa corrispondesse a un qualche raggiungimento di obiettivi che a quella spesa dovevano corrispondere non passava per la testa di nessuno. Non c'era nessuna possibilità di richiamare al perché si spendeva. E quindi questo è l'origine, una delle componenti forti della non risoluzione, ma voglio dire un'altra cosa. Quando abbiamo cominciato a capire che il MOSE non avrebbe funzionato secondo le aspettative più ottimistiche, che anzi aveva un sacco di problemi e che il farlo metteva continuamente in mostra altri problemi, e abbiamo detto vabbè, è un progetto sbagliato, un progetto basato su tecnologie inappropriate, non buone per Venezia. Qual è stato il grande ostacolo? Il grande ostacolo è stato che qualunque trasformazione progettuale di un qualche rilievo del MOSE avrebbe comportato di mettere a gara, di fare un bando di gara per la realizzazione del MOSE, che invece era intoccabile competenza del Consorzio Venezia Nuova e dei suoi interessi. Quindi ancora una volta il problema è un problema di rapporti di potere, di rapporti tra politica, tra interessi economici, tra la commistione tra politica e interessi economici, che ha veramente costituito il cuore del disastro MOSE e della non sua... Certo, cioè, basta dire che è stato realizzato un'opera senza il progetto, che ci fosse il progetto. Cioè, ma ci rendiamo conto di questo? Cioè, e tuttora non c'è un progetto. Non esiste progetto, perché le prove sono state fatte a non volta sappiamo come funzionerà, speriamo che io me la cavo, sì. Sarà un bellissimo libro. Sì, adesso esatto. però interrompiamo un attimo la pubblicità e passiamo poi a un altro contributo che ci darà modo di discutere anche sul futuro di Venezia. Certo.